Beh, mai come ora credo sia necessario che chi si occupa di sistema museale, 300 sono i musei in Veneto, faccia rete, faccia sistema, ma al di là della crisi economica, credo che questo tema sia ormai ineludibile. Bisogna lavorare assieme, lavorare in rete, per rendere in qualche modo l'informazione e la formazione di chi si occupa di questa materia utile al cittadino. Credo che noi vogliamo fare cultura per tutti, una cultura che guarda al futuro. Dicevo prima, abbiamo l'ambizione di concorrere a questa idea di Venezia, capitale della cultura. Beh, la nostra straordinaria rete museale non può che essere un tassello di questo mosaico. D'altra parte, la Regione, anche questo ricordavo in apertura del convegno, quest'anno ha distribuito su fondi europei, quindi bravissimi i miei dirigenti a concorrere e ottenere questo finanziamento, 15 milioni e 300 mila euro per la rete museale. Ma per la prima volta, al di là dei grandi musei importantissimi per il Veneto, siamo riusciti a finanziare anche le reti museali, cioè chi si mette assieme, chi fa sistema, chi fornisce informazioni di orari, tempi, di messa a regime di musei piccoli per il nostro cittadino. Ecco, sono soddisfatto di questo.